Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 11 novembre, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, un saluto da parte di Andrea Matta. Questo è il programma che vi accompagna per mezz'ora a settimana per raccontarvi quello che succede a Saduchessa, nei centri sportivi del CUS Cagliari, quindi al Polo Nautico di Via dei Calafati, al Polo Sportivo Universitario di Monserrato e al Centro Sportivo Molentargiu Saline a Quartu. Insomma, noi vi raccontiamo un po' quello che succede, ovviamente anche nel fine settimana sportivo appena passato. Vi ricordiamo quelli che sono come sempre i contatti: CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Instagram che sulla nostra pagina Facebook e ovviamente il nostro sito cuscagliari.it, dove trovare le informazioni, corsi, tutto quello che insomma è appunto il mondo del CUS Cagliari. Sono due temi della puntata. Parleremo di basket, in questo caso basket maschile con il progetto partito proprio quest'anno, e poi del College Sant'Efisio, quindi insomma sono temi che sono legati in qualche modo perché ci sono vari intrecci che abbiamo scoperto anche in questa parte iniziale del programma. Iniziamo subito presentando i nostri primi ospiti: Michele Pilia e Andrea Leviani. Ciao, benvenuti. Ciao, benvenuti a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Rispettivamente Michele è il coach della squadra, mentre Andrea che ruolo giochi? Playmaker, guardia, siamo... Ecco. Per zia Mariuccia, che non sa cos'è un playmaker e pensa che sia una roba che gli mettono al cuore, che cos'è? È quello che porta la palla avanti durante l'attacco. Perfetto, questo diciamo, Piccolino. ecco, per te piccolino, esatto, però insomma utile ovviamente alla squadra perché va a impostare il gioco, come diremmo, ecco, è un po' il mediano nel calcio, dai, mettiamola così, Sì, più o meno, giusto coach? Più o meno sì. Più o meno sì, ok, non si sbotta, il coach è proprio è di poche parole, giustamente. Allora, siete qua anche per presentare quello che è il progetto del basket maschile al CUS Cagliari, ufficialmente iniziato con la prima squadra che gioca in DR2, che è la terza serie regionale, giusto a conti fatti? Dovrebbe essere la seconda serie regionale, nel senso che Cioè la DR1... l'ex promozione veniva chiamata così, la DR1 è l'ex serie D, la serie C che comunque ha carattere nazionale, anche se magari la prima fase è in fase regionale. Progetto, ne approfitto subito. Sì, vai poi, guarda, se vuoi ti faccio la domanda ufficialmente: com'è il progetto del basket maschile al CUS Cagliari? Estremamente interessante, è un progetto che nasce recentemente sullo sviluppo di quello che è il lavoro che da qualche anno viene fatto a partire dal mini basket e nei primi livelli del settore giovanile, e vuole dare una continuità al lavoro fatto appunto nei giovanili e dare uno sbocco, un'uscita, per capirci, un progetto che nel tempo può appunto portare i ragazzi dei giovanili del CUS ad avere come obiettivo quello di avere la prima squadra, di giocare appunto nella prima squadra, si chiamava così. Ed è importante ovviamente anche perché insomma il CUS è una squadra a forti tinte femminili per quanto riguarda il basket, per cui ecco, portare il maschile a Saduchessa è importante, anche perché appunto per dare quella prospettiva ai ragazzi. Credo, Andrea, subito un po' di raccontarci quello che è l'ambiente della squadra, poi il CUS. L'ambiente della squadra ovviamente si sta benissimo perché molti di noi già giocavano insieme o hanno giocato insieme negli anni passati, quindi ci siamo un po' ritrovati tutti insieme quando è iniziato questo progetto e ci troviamo bene, c'è poco da dire tra le infrastrutture e tutto quello che ci dà la disponibilità al CUS. Noi non possiamo dire nulla, siamo super contenti e entusiasti di iniziare questo progetto. Anche perché insomma entriamo subito nel tema, perché ci raccontavi prima dell'intervista, tu sei un po' una sorta di prototipo, no, dello studente sportivo del CUS, anche perché la tua giornata inizia presto al CUS. Sì, la mia giornata inizia abbastanza presto perché avendo gli impegni universitari sveglia alle 6, alle 7 siamo in sala pesi a fare un po' di pesi, non tutti i giorni ovviamente, e poi alle 8:30 siamo in ospedale, finiamo all'1, alle 3 abbiamo lezione, finiamo alle 5 la lezione e subito al CUS, sala studio e si continua a studiare. Quindi sì, sono diciamo più proprio il prototipo di studente giocatore del CUS, mettiamola così. E come ti senti da prototipo? Cioè nel senso... Benissimo, mi sento bene perché proprio il CUS mi dà la tranquillità di poter poggiare il borsone per l'allenamento di sala pesi e della pomeriggio, della sera che non ho allenamento, e posso mollarlo tranquillamente, non ho preoccupazioni. Torno, sono tranquillo, studio e non ci si può lamentare. Certo. Dai.
No, anche perché comunque è un'occasione insomma importante anche per voi, per conoscere poi un po' meglio quello che è l'ambiente CUS. Ambiente CUS che in realtà coach Michele Piglia conosce già da qualche anno, perché se non sbaglio si è arrivato nel 2021, così dicono, Dovrebbe dicono le essere. note del sito e del sito del CUS appunto. Sei arrivato con le giovanili però della femminile, o no? Assolutamente sì, e infatti la parte bella del progetto può essere, non voglio parlare di sinergia perché magari sarebbe insomma, da approfondire un po', però il fatto di poter avere uno staff tecnico, io con i colleghi, che si confronta sempre, che prova ad avere una linea comune nel settore giovanile, per arrivare alla prima squadra, l'allenatore della prima squadra, ci confrontiamo spessissimo. Questa cosa aiuta molto il lavoro nel settore giovanile per poter avere degli sbocchi e delle idee comuni da portare nella prima squadra. Settore giovanile che continuo a seguire per la parte femminile, nel senso che ho comunque una squadra under 19, una squadra under 15 e niente, quindi si lavora costantemente assieme con gli altri coach. Che appunto diciamo è un po' l'idea del progetto di cui abbiamo già parlato poco fa. Ti chiedo un po' secondo te come sta in questo momento il basket in Sardegna, maschile e femminile, visto che comunque tu hai un punto di vista ovviamente da coach che allena da qualche anno, come lo vedi il basket oggi? Allora, si lavora bene, si lavora forte, ci si deve confrontare con i numeri post-Covid, che va detto, specialmente nel femminile, si sono ridotti molto. C'è enorme entusiasmo perché tutta la comunità del basket della Sardegna è molto contenta del lavoro che si sta facendo. Si deve continuare a lavorare, io sono un po', punto molto sul discorso del lavoro, si deve lavorare bene, si deve lavorare forte, i ragazzi ci sono, le ragazze ci sono, e creare entusiasmo e lavoro può portare a ulteriormente migliorare i numeri. La tua passione per il basket quando è iniziata? Quanti anni fa? Io la prima foto in un campo da basket ho 6 mesi, io sono figlio di allenatore, poi ho giochicchiato, ho preso la tessera allenatore che ancora giocavo da molto giovane e poi quando ho smesso di giocare cerco di fare il meglio possibile l'allenatore. Mentre chiedo a Andrea quando è iniziata la sua passione per il mondo del basket. La mia passione è nata più o meno un po' da subito perché a casa mia siamo un po' una famiglia numerosa, quindi ho tutti i fratelli più grandi che hanno avuto l'esperienza del basket. Mio padre a suo tempo ha giocato a basket quando su in continente, poi come siamo trasferiti qua e sono nato io, già da piccolino, subito alle elementari mi sono messo a giocare. La passione è subito scattata. Dicevamo insomma prima dell'ambiente universitario e dell'importanza insomma che ha in questo caso nella tua vita anche il poterti organizzare al meglio e avere la struttura importante. Tu tra l'altro hai vissuto anche i CNU nella parte di qualificazione, se non sbaglio, hai giocato l'anno scorso, ti ricordi? Sì, l'anno scorso abbiamo giocato, abbiamo fatto bella figura, non si potrebbe dire troppo perché non siamo... Ma eravate contro il CUS Parma che diciamo è una delle scuole più forti a livello nazionale universitario è andato molto, però ci siamo divertiti, ci siamo trovati bene anche in quel contesto, abbiamo visto un'altra realtà che è il CUS Parma, come sono le loro infrastrutture, tutto quanto. E questo può dare anche come spunto per il futuro anche del CUS Cagliari, ci mancherebbe. Ovviamente diciamo che i CNU sono i campionati nazionali universitari, si fanno una volta all'anno, c'è una fase di qualificazione, c'è poi insomma la squadra che riesce a beccare contemporaneamente l'avversario giusto, cioè per quanto riguarda noi insomma l'avversario giusto da sfidare, la possibilità che poi di passare alla fase successiva si va a giocare appunto i CNU con tutte le varie nazionali. In realtà però è comunque una idea di rappresentativa universitaria, cioè tu in quel caso ti sei messo diciamo a giocare con giocatori che magari tu incontravi e ti scontravi con loro in campo, no? Sì, tutti quanti, qualcuno gioca anche con noi quest'anno e ci siamo ritrovati perché hanno creato un gruppo tra il nostro allenatore Alessio
Angioni che fa il vice della femminile, e ci ha fatto lui da allenatore, ci ha seguito, ci ha fatto fare un paio di mesi di allenamento, ci ha fatto unire e poi siamo partiti a Parma a giocare. Andiamo alla stagione, poi li salutiamo i nostri ospiti, vediamo un po' le immagini delle foto, in realtà le foto di squadra delle partite, le abbiamo raccolte in questo piccolo collage di foto e di immagini che ovviamente seguono i nostri amici che ci guardano sui canali social. Un campionato bene, iniziato bene, no? Non ci sbilanciamo, perché questa mi pare che sia la tua filosofia, coach. Ma è sempre così che non si sbilancia mai lui? Sì, però siamo a 3-0. Vabbè, fallo dire a lui, tu non prendi iniziative, Andrea. Che dire, il campionato è lungo, il campionato è un campionato secondo me difficile, nel senso che è un campionato lungo, ci sono molte squadre. Gli anni scorsi la DR2 aveva dei numeri forse maggiori ed era diviso dalla parte sud Sardegna, in 2 gironi. Quest'anno c'è un solo girone, il che significa banalmente che le più forti squadre dei 2 gironi giocano assieme. Giocano nello stesso, diciamo così, campionato. Un campionato difficile, per ora... L'ho già detta la parola entusiasmo, c'è molto entusiasmo se voi la possiamo ricordare, perché questo tra l'altro è un po' quello che ci dicevi tu prima, cioè il fatto che a fianco alla squadra c'è l'entusiasmo appunto sì di un progetto, ma anche di ragazzi che insomma scendono in campo anche pronti per vincere, no? Esattamente, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, c'è enorme entusiasmo, quello ci ha portato a... Sì, abbiamo giocato 3 partite, le abbiamo vinte, ma veramente non è quello che conta per... No, non è quello che conta, i numeri mi lasciano sempre un po' indifferente. C'è molto entusiasmo, cerchiamo di sfruttarlo, stiamo lavorando forte, abbiamo fatto qualche buona partita, c'è molto da migliorare, insomma. Classiche fasi da coach, non riusciamo a sbottonarlo in questo caso. Prima di far vedere una foto al coach, ma andiamo da Andrea. Queste 3 prime partite come sono andate anche come squadra? Benissimo, l'entusiasmo è alto, c'è da migliorare ancora tanto, c'è da lavorare, perché non è che abbiamo vinto 3 partite e il campionato è finito. Il campionato è ancora lungo, bisogna arrivare fino alla fine, l'importante è arrivare bene alla fine. E adesso bisogna curare tutti i piccoli dettagli, perché la struttura l'abbiamo messa adesso, mettiamo tutti i piccoli mattoni messi bene, dai. Chiudiamo con questa foto di Coach Pilia insieme a un personaggio che tra l'altro è passato anche per Casacus, Federico Buffa. L'abbiamo trovata così oggi googolando, come dicono i giovani, quelli bravi. Buffa insomma è uno che di racconti sportivi se ne intende, e anche di basket, giusto? Assolutamente sì, è molto competente. Nello specifico quella foto di qualche estate fa sono andato a inseguirlo in uno spettacolo in cui parlava, mi sembra, dei mondiali di calcio dell'82. Io mi sono presentato come cestista, lui l'ha capito subito dalla domanda che gli ho fatto, e niente, è stata una bella esperienza. Una bella esperienza, ho chiacchierato 1 minuto e mezzo come in versione piccolo fan, va bene così. E quindi insomma anche questa possibilità. Ricordiamo tra l'altro Buffa è uno degli ospiti che sono passati da Casacus in questi 7 anni, abbiamo fatto anche per ricordare che insomma qualcuno di veramente importante è passato da queste parti. Io ringrazio Michele Pili e Andrea Leviani, grazie per essere stati con noi in questa puntata. Prossimo appuntamento col basket maschile? Noi giochiamo domenica alle 19 sempre al CUS contro... Quindi venite a vedere insomma il basket. Assolutamente, è una cosa che stiamo cercando di dire anche alle ragazze della società, dei giovanili, perché vogliamo condividere con loro questa è la nostra passione. Perché diciamo insomma appunto che il basket è di casa al CUS, giusto? Abbiamo anche qualche giovane under 14 che già inizia a vedere partite, poi c'è entusiasmo anche perché c'è il bar, c'è giovedì universitario. Ecco, vabbè, sì, va bene, abbiamo capito. Grazie ai nostri ospiti, andiamo a vedere un po' di immagini, andiamo a vedere le grafiche con i fine settimana. Grazie ragazzi, potete anche lasciare lo studio così facciamo entrare i prossimi ospiti. Questo diciamo ci serve anche un po' per darci il ritmo e il tempo di questa puntata di Casacus Cagliari Radiolina. Ricordiamo quelle che sono le gare del tennis, 4 con la sconfitta della squadra contro il TC Alghero in
in casa, e poi la vittoria invece della seconda serie femminile contro il TC 70 Oristano e la vittoria della B maschile contro il TC Sciola. In trasferta invece la sconfitta per l'Easy Sporting per 3-0. Per quanto riguarda il volley che stiamo vedendo in questo momento, sconfitta per la 3 maschile ad Ancona, vittoria invece per le due squadre della Serie C, la maschile contro la VBA Olimpia Sant'Antioco e per lo Sporting Sublanu per quanto riguarda la femminile. Siamo già passati al futsal con la sconfitta per la Serie C1 maschile 4-2 contro il Villasor, la sconfitta nel derby per la B femminile contro la Ieltagora, e poi invece la vittoria della C femminile in casa contro la Polisportiva Sardinia Futsal per 3-1 in Coppa Italia. Chiudiamo con il calcio, anzi calcio e basket, anche se in realtà di basket abbiamo già parlato proprio poco fa, quindi il 2-2 della promozione sul campo del Terralba, poi la vittoria della B femminile contro Sublanu e appunto la vittoria anche della DR2 maschile di basket contro il Serramanna. Cambiamo ospiti, cambiamo genere, amici e amiche che ci seguite qui su Radiolina per questa puntata di Casa Cuscai Radiolina, appunto, e parliamo di College Universitario Sant'Efisio. Lo facciamo con Don Emanuele Meconcelli, benvenuto. Ciao Andrea, grazie. E con la nostra Laura Fenu. Ciao Laura. Ciao Andrea, grazie. Laura è una studentessa ovviamente del college, mentre il buon Don Emanuele, primo parroco, cioè primo prete a venire qua a Casa Cus, questo lo diciamo, visto questo. che Quindi buono solo per questo. Una soddisfazione, guardi, abbiamo sempre bisogno di benedizioni per chi ci crede, ovviamente. A posto. In realtà, insomma, è appunto il direttore del college Sant'Efisio. Raccontiamo un po' che cos'è il college Sant'Efisio. Sì, il college Sant'Efisio è un college universitario, quindi vuol dire una residenza universitaria dove accogliamo studenti che vengono da tutte le parti della Sardegna, anche dalla zona di Cagliari, perché alcuni vengono anche dalla zona di Cagliari, ma anche dalle altre parti d'Italia e dalle altre parti del mondo, che affianca a l'erogazione di servizi abitativi di qualità una proposta formativa, che è quella certificata dal Ministero, che permette ai ragazzi di trascorrere gli anni della formazione in college e di maturare tutte quelle competenze trasversali che poi affiancheranno la loro preparazione e gli permetteranno di entrare nel mondo del lavoro più qualificati. Parliamo con voi anche perché insomma avete inaugurato proprio l'anno accademico, se non sbaglio, nella giornata di sabato. Possiamo vedere alcune immagini che arrivano appunto per raccontare quella giornata. Le dico io i numeri, non facciamo, ve li dico io al suo posto. Numeri, sì. 111 ragazzi provenienti ovviamente appunto dall'Italia, ma anche qualche ragazzo da Israele, Giappone, Congo, Eritrea, Sud Sudan, Tunisia, credo di averli detti tutti. Giappone forse l'avevo detto, se non mancava, Israele, quindi insomma una proposta mondiale. E qui le faccio la domanda classica che si può fare in questi casi è: ci si deve comunque sentire a casa, no? Sì, il nostro slogan è la tua casa fuori da casa, lontano da casa, proprio perché il college vuole permettere ai ragazzi di sentirsi proprio a casa, cioè deve diventare un'esperienza di casa, ma come in tutte le case c'è un fratello maggiore, c'è un fratello minore, c'è una mamma che si occupa di dare qualche regola, e quindi vivere così tanti insieme è una grandissima ricchezza, però anche comporta che ognuno di noi faccia un pochettino il suo compito. Quindi il senso di casa è anche il fatto che ognuno ha una responsabilità, un compito educativo. Laura per esempio è la responsabile della nostra commissione social e un po' come te si occupa di raccontare quello che succede, e questo ci permette di valorizzare al massimo la presenza di tutti. Però la cosa che dico sempre è che non ci sono orari, i ragazzi hanno le chiavi per entrare e uscire e anche per invitare i loro amici, e questo fa veramente sì che si possano sentire di casa dentro il college. Prima di parlare insomma di Laura e della sua esperienza universitaria, ti chiedo un po' che punto di vista, come vedi il CUS? Anche perché siamo vicini di casa, insomma, lo diciamo, il CUS è nella parte di altri Smirionis, mentre il college è dove insomma c'è la diocesi, o comunque siamo a ridosso della rotonda di Via Cadello, dopo il delirio. Il CUS è un ambiente molto vissuto anche dagli studenti e dalle studentesse che stanno in college. È un esempio, insomma, al di là delle iniziative quali Ateneica o i giovedì universitari, noi lo viviamo molto anche nel periodo della Coppa Rettore, in quanto in college abbiamo una squadra ed è tradizione ormai da 2 anni andare a tifare la nostra squadra e i nostri compagni collegiali. Quindi diciamo che tu qua sei venuta qua per questo motivo, per portare un po' di tifosi in più per la vostra squadra. Questo certo, è ovviamente esatto. anche ovviamente per raccontare quello che fate al college. L'abbiamo detto dal direttore, ora lo chiedo anche a te: come si vive, come si sta, com'è la realtà del college? Il college personalmente ha arricchito tantissimo la mia esperienza universitaria.
in quanto ho la possibilità di confrontarmi sempre con tante persone, nuove realtà, vite diverse, trascorsi diversi, e questo mi ha fatto crescere tanto. Inoltre abbiamo l'opportunità di non stare mai da soli, possiamo sempre incontrare altri collegiali, creare amicizie, legami che vengono portati anche fuori dalle mura del college, e questo è molto bello perché aiuta le persone anche a crescere sotto il punto di vista relazionale, che insomma non è poco. Don, c'è ovviamente un percorso educativo che si fa all'interno del college, ci sono 4 punti principali che insomma voi avete raccontato anche sui vostri canali social, quali sono? Sì, noi lo chiamiamo patto educativo, ci piace proprio la parola patto perché è proprio un accordo tra noi e i ragazzi che scelgono e decidono di entrare in college, e in college si entra per concorso, quindi diciamo che il posto si vince, e fondamentalmente sono il pilastro della vita universitaria, perché in college si viene prevalentemente per studiare e noi garantiamo tutta quella serie di servizi a supporto dell'attività dello studio. Poi c'è il pilastro culturale, perché ci piace pensare ai nostri ragazzi come dinamicamente inseriti nel tempo che loro vivono, e quindi con tutte quelle categorie che gli permette di saperlo leggere, di saperlo interpretare. Poi c'è la dimensione fondamentale, che è la dimensione comunitaria di cui già parlava Laura, il fatto che crescere insieme per noi è importante. E infine la dimensione spirituale, che non vuol dire che in college entrano solo quelli che appartengono alla mia squadra, ma tutti coloro che hanno piacere di interrogarsi sul senso della vita e sulle grandi domande che permettono di viverla in maniera significativa. Vi faccio una domanda, lo faccio a Laura, anche per capire un po' quello che la dimensione, ovviamente, visto che il direttore del college è un ecclesiale, sembra quasi che si faccia solo e soltanto preghiere in realtà in questo college. In realtà questo ovviamente non è vero, non è così. No. Sfatiamo questo mito. No, reverendo, per cortesia. Don, per cortesia. Anzi, il college ci dà ampia libertà sotto questo punto di vista. Chiaramente la domenica Don Emanuele ci dà la possibilità di seguire la messa, però è tutto molto facoltativo. Chiaramente, personalmente, trovo arricchente anche fare delle... studiare in un college di merito. Sì, a posto, il video che stava partendo, c'è un audio così celestiale, non si viene Ok. Io trovo arricchente anche fare i ritiri spirituali che ci vengono proposti, ma perché si parla di argomenti che toccano la vita di ogni giovane, e quindi sono molto apprezzati dalla comunità collegiale. Quali sono, secondo lei, caro Don, me lo chiedo anche allora, qual è il futuro del college? Il futuro del college è quello di diventare sempre di più una icona di che cosa vuol dire studiare in maniera qualificante per il nostro Ateneo. Cioè l'obiettivo di un college di merito non è ovviamente fregiarsi di un titolo o pensare che siamo i migliori, però raccontare a tutti che è possibile farcela, ed è possibile farcela in maniera qualificata, divertendosi, ma anche centrando quegli obiettivi che permettono ad ogni studente di raggiungere il successo formativo. Io nel mentre saluto Luca, Matteo e Marco, che sembra quasi un gioco di parole, in realtà è proprio, cioè, sono i nostri amici che stanno seguendo. Ci manca solo Giovanni e abbiamo finito, diciamo, ecco, il poker. Laura, invece, per te, tra quanto finirai il college, quindi vuol dire tra quanto finita la tua esperienza universitaria, in che facoltà in tutto questo? Io studio scienze tecniche psicologiche, sono al 3° anno, quindi adesso finisco la triennale, ma spero di continuare l'anno prossimo con la magistrale qui a Cagliari. Cos'è per te, appunto, io ho detto cos'è per te il college, famiglia, casa, comunità, come vedi anche tu il futuro del college? Io, essendo in college ormai da 4 anni, ho visto tanti volti e tante persone nuove entrare e uscire, e secondo me è una realtà che sta crescendo e sta diventando di anno in anno più bella. Quindi, oltre alle proposte formative che sono molto stimolanti, noi non le viviamo come un obbligo, sono qualcosa che ti può arricchire veramente, ti danno l'opportunità di formarti, oltre dal punto di vista accademico anche ti permettono di scoprire nuove passioni, nuovi interessi. Per esempio abbiamo un corso di creatività digitale, corsi sulle relazioni, sul teatro, e tutto questo è molto, molto arricchente per la singola persona e poi all'interno della comunità, perché tutto questo poi fa crescere anche i singoli individui.
Anche per dare un'occhiata un po' a quello che diciamo è la vita fuori, no? È la vita fuori dal college, la vita fuori dall'università, la vita del lavoro, la vita delle relazioni insomma che si creano, quindi è importante anche per questo. Prima di salutare i nostri ospiti andiamo a dare un'occhiata rapidissima ai nostri corsi fitness, perché inizia oggi anche il corso Fusion, quindi insomma yoga e pilates insieme. Inizierà a breve anche il corso di yoga, per cui questi sono tutti quanti gli appuntamenti dei nostri corsi aperti a tutti, per cui aperti universitari, aperti ai signori, alle signore, ai genitori dei bambini che magari portano appunto i genitori che portano i bambini a fare sport al CUS, non hanno niente da fare che stare in macchina per un'ora e mezza, possono scendere e fare magari quelle che sono tutte quante le attività che vengono proposte dal nostro centro universitario sportivo di Cagliari, appunto, visto che questo è il CUS Cagliari. Io ringrazio Don Emanuele Meconcelli e Laura Fenu, grazie per essere stati con noi. Grazie a te, Andrea. Grazie al nostro Giuseppe in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni. Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.